In moltissimi hanno raggiunto il campo sportivo di Rozzo per dare l'ultimo saluto al sindaco Aldo Pellizzari, scomparso tragicamente lo scorso venerdì. Si sono celebrati nel pomeriggio i funerali all'aperto in presenza di tante personalità politiche locali e regionali, i quali hanno voluto stringersi intorno alla famiglia in celebrazione di un uomo che ha dato molto alla collettività e fatto tanto per il suo paese. Molti sacerdoti che si sono susseguiti negli anni nel paese hanno voluto presenziare in rispetto all'impegno sociale e politico che Pellizzari ha saputo combinare durante la lunga carriera politica e professionale per il benessere di un'intera comunità. Il sindaco reggente Caterina Fiorin, con voce rotta dalla commozione, ha voluto ricordarlo per la sua concretezza, ringraziandolo per averle dato fiducia sempre e per aver trasmesso serenità e armonia alle persone che lavoravano insieme. Un ultimo saluto all'uomo, al padre e al sindaco, che riusciva a capire la gente e i suoi concittadini. Rozzo celebra la sua vita. A loro, a tutta la tua bella famiglia e alla comunità di Rozzo, che tanto ti ha voluto bene, va il mio più grande e sentito abbraccio. Dobbiamo essere orgogliosi di aver avuto vicino un uomo, un padre e un sindaco così. Ciao Aldo, grazie. Ti porteremo tutti nel cuore.